bellissimo. Anche basta però. Ok, Basta. no, già ma Mettiamo un ok. piccolo punto a una cosa che ormai è finita, Ma passata. ci sono dentro anche le immagini esclusive di Doomsday, Mi che gratto poi esce le dopo un paio di mani, mesi, quindi va bene. mi gratto i testicoli con le immagini di Allora, Doomsday. Gianmarco, se riesci solo a spostare un po' il ventilatore, così mi arriva un po' di venti, cioè che non Ah, me ne sì. sta arrivando proprio. Ecco, ah, sì, sì. A te ti dà fastidio così questa cosa? No, è solo che tengo in orecchio, è solo quello che mi Allora, urta, però fa niente. qui mo si dovrebbe vedere di nuovo tutto. Ah, no, si era settata quella che non doveva uscire. Oh no, Va bene anche così, Gianmarco. Noi ci andiamo a prendere la dovuta scheda, che il non doveva famoso cambiare, ma è cambiata. PPMP. Eccoci qua. Welcome to Guest of Nights Live. Un po' in ritardo. Solo a loro esce tagliata e non si è capito il perché. Aggiustiamo solo. Secondo te, Giamma, io ho fatto qualcosina e qualche prova prima di iniziare. Secondo te, no? Ah, Secondo il tuo modesto parere, sarebbe mai andato bene? però si vede abbastanza No, è comunque. tagliato, è tagliato. Questo è il video nostro. E manca quel pezzo là, dopo live. Welcome to the C'è room. tutto tagliato di qua. Ah, ecco qua. Ecco qua, a posto. A posto, A è facile. posto. A posto. Già si va partendo prevenuto. No, è che lo lascio bene, lo trovo storto e sto da solo in questa stanza, quindi Oggi tu sarebbe sai stato tu un po' che strano. E cazzo non lo fai. so più. Allora, chat c'è, microfono l'ho attivato mo, quindi la prima parte non c'è sentite, però mo tutto a Per posto. caso palle e pesce sono C'è un molto messaggio di Pierluigi. Ciao Pierluigi, È siamo un tornati, piacere. forse se i mezzi professionali qua ce lo concedono, come sempre, marchio di fabbrica. Dove eravate andati? A Narnia. Cioè, tu, sì, praticamente tutti i viaggi Sì, interdimensionali sì. tuoi, sì. Vedi, ti ho lasciato un messaggio privato oggi, se non erro. O se ho fatto come ieri per il lavoro nuovo che ho detto ti mando un messaggio dopo l'ho lasciato in box e E là è poi rimasto, no, sì, le è sì, forse la rimasto, prima è volta rimasto così così. può fare. Diciamo che stanno accadendo cose. Poi Gianmarco è partito, io sono partito, lui è tornato, io sono partito ma poi sono ritornato, io sono partito, lui è andato, poi queste cose. Io comunque sono partito una volta, però va bene. Però poi ogni giorno quando te ne vai da amico comunque parti, comunque è un viaggio. Va bene, se vogliamo vederla così, ok. Ok, allora, visto che la Gamescom già ha fatto, già è finita, Ok. quindi ci sarà tutto già online, no? Allora, tra l'altro finita da poco, che iniziava Sì, alle 8, 2 ore, finita alle 10, quindi finita da poco. grazie mille per Luigi, mi sono permesso di mandare un paio di voi sto messaggio oggi proprio perché riusciamo forse a tornare come bei tempi di una volta, mettiamola Domani così. forse tra l'altro con un evento Domani, particolare. lasciamo stare, nei prossimi giorni, il 27 con GTA. No, c'è tanto da fare per Luigi, si doveva tornare. Diciamo quando c'è da darsi da fare, io e Gianmarco non ci tiriamo indietro. Ecco. No, alla fine si può. Ma vediamo un attimino. Tanto siamo blind, abbiamo evitato tutti gli spoiler, tutte le cose. Io tra Persona 4 Golden, il remake, mettiamoci pure due nuovi trailer di Kingdom Hearts 4 e tanti altri titoli, seppure qui non fa niente, ma sinceramente va bene, va bene. Allora, ci sono i vermi. Ok, Worms Luigi, mi nuovo. dici se si sente il live? Mi sa che è il nuovo Worms. E J. Jonah Jameson. Possibile. Ma guarda, Pierluigi, sembra che forse potrebbe uscirsi qualcosina, tipo se gli fanno lo stesso trattamento del 3 va bene così. Questo è il banco di prova per fare i remake dei primi due. Si sente molto lontano, aspetta, ma attivo pure l'altro microfono. Salve. Quindi questo è il pre-show. Scendo pure l'altro.
Rhino Simulator. Alan Wake 3? No, non penso. Ah, Control è entrato in gold, tutto a posto, ha finito, sì. un mese e si gioca, va Cioè, benissimo. Direi che era il caso che andasse in gold, dato che devi uscire. Train Sim World 7. Come esistono i simulatori di battaglia? Questi poi sono fatti pure bene. Allora, creazione parco di divertimenti. Sì, anche perché ci sono già delle voci che forse alcuni dialoghi sono stati addolciti perché c'è bisogno di sensibilità e quindi bisogna ammorbidire alcune cose. Stronzate, Persona 4 e anche la Golden soprattutto erano avanti 20 anni rispetto a quelli che erano i discorsi dell'epoca e quelli che sono i discorsi no. Però già sappiamo che finirà con il non dover urtare un certo tipo di sensibilità, bla 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 bla. Persone che sviluppano e creano trame, dialoghi dei giochi di oggi dovrebbero prendere Persona 4 e 4 Golden, vedersi tutta la struttura, dare un bel bacio, ringraziare, imparare qualcosina e cambiare mestiere, molto probabilmente. Per lui servono i soldi per Persona 6. Servono i soldi proprio a Atlus, deve fare un po' di soldi. Palworld? Palworld 2? No, questo è quella anime, Palworld credo. 3. Palworld Reload. Questo è animo. Io questo lo voglio provare. Sarebbe dovuto essere. Ho letto qualche anteprima che già dalla versione questa qua, la prima che dovrebbe uscire, dovrebbe essere grosso come titolo. Game Freak, ti vogliamo bene, però guardale pure tu queste cose. La Switch 2 ce la fa. Non diciamo a questi livelli qua, però yeah. Loro si fondono proprio. Sì. E fai Brutal contro Asmod. Così. È una cozzaia di roba, vabbè. Action, Monster Collection, azione in terza persona. Non c'è tanto come Palworld il farti il villaggio e tutto. C'è la zona. C'è la data di uscita. Attenzione, il 23 settembre. Anche sul telefono, visto. Sì. Tu chi sei, signorino? Persona 6 non lo comprerò subito, tanto dopo un anno e mezzo uscirà la versione completa, sì. Però lo stronzo qua se lo farà lo stesso. Oramai ci ho fatto proprio a sto punto. Cazzo, è questo nuovo gioco di uno studio cinese al 100%. Il problema è che Atlus mi ha fottuto che il remake del 4, che lo sai, lo dissi pure quando lo facemmo in live, è il mio preferito e quello lo devo fare. Poi se esce Persona 6 quello lo si deve provare. Questi sono tutte prove per i remake dei primi due, dai. Giusto qualche anno uscirà. Poi c'è Stellar Blade X, che praticamente fa le stesse cose. Stellar Pritz. Stellar Blitz. Vabbè, è il gioco asiatico, no, bla 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 bla. La mano è grande, Gianmarco. Sono i pesci, c'è la fenice. Ho capito, ma non è sceneggiato il tuo cazzo, perdono. Tu che ne sai? È vero, non ci abbiamo ancora giocato. Come fai a dirlo, perdona? È vero. Quando uno ha ragione, ha ragione. Sì, ma una copia strana di Final Fantasy.
E E non poi Final addirittura Fantasy. Persona 6 sta sul Game Pass, quindi... Allora. Oh, ehi, tu chi sei? Ok. Gioco horror. Sì, io l'ho giocato perché me l'ha prestato il dottor Giammo, ma è bellino proprio, molto molto simpatico. Scimmia Ho maledetta. fatto quasi 100 ore io su Wukong, quindi ormai Mm. è quello nuovo, visto gameplay, tanta roba. Tanta roba. Dimmi che... Chi sei tu? No, No, questo non è no, un bel Enzo. posto da... No, già, ma questo è un brutto posto. Questo dobbiamo fare, oggi siamo fare. Questi sono i posti che piacciono a noi. In game, lontano No, da cioè, noi. a casa tua, qua lo facciamo. Mm. Sì, sì. Ok, tu chiudi gli occhi, ma su meccaniche di gameplay. E vedi un muro. Chi è? Postino? Massachusetts? Perceptum. Perceptum. Spring 2027. Prossimo, tutte le Ok, console, ok. va bene. Va bene, questo è uno di quei giochini che ci può piacere a noi. Oh Gianmarco, il calendario di cos'è? Steam, che bella cosa. Cos'è? Cos'è questo gioco cartoon? Sta a fare paste? E adesso è 3D però. Il cibo? Oh no, dei nemici! Sputi torte? E gli ha accettato pure il piatto. Ah, perché tu ci sei uno scoiattolo, quindi... Ma tu sei bellissimo! C'ha il modello Cult of the Lamb. Però disegnato... Sì, ci ho dato di vedere. Ma tu sei bellissimo! Ma è apparso anche Sir, buonasera! Serrone! Ma tu sei bello come Sir! Ma è Kirby. Ma se sì, è Kirby si ciuccia le cose. Tutto a base di torte e dolci. C'è pure un po' di gestionale. Oh, è finita Gianmarco, è finita. È finita. State buone pere? Io sì, grazie Sir. Sì, bel periodo. Le cose... È stato intenso. Bello pieno e pieno di novità. Non mi devo fare il pulsante per cazzo, sì. questo Questo è simpatico. 2027 ti aspetto con piacere. Ok. Ah, quello è il gioco di Napoleone, è bello questo qua. Sì. Aspetta, le ferie ha portato questo. È il gioco di Napoleone che abbiamo visto all'ultimo. Ok, però ok. c'è il gameplay. Ok, un po' di suono. Però. Ok, vabbè, questo è quello che piace a me, un po' alla di suono. Ma la telecamera è fatta a livello Napoleone basso? Proprio che sì, Ok, sì. vabbè. Non ci troviamo qua che Napoleone lo fanno asiatico perché si inventano qualcosa tipo Assassin's Creed. È Vincent Cassel, sì. No, chiedo, ora a me mi aspetto di tutto dei giochi. Ci dona i poteri. Sì, sì, è un Bioshock con Napoleone. Io non ricordo tanto di quello che ho studiato a scuola, cioè, ma lo ammetto, però queste cose quando hanno spiegato Napoleone io non me le ricordo. Mi ricordo che c'avevi i poteri. Qualche miglioria perché sembra peggio È di un Bioshock po', 2. no, è un po' legnoso in alcune No, pure gli cose. effetti delle magie, sembra veramente Ma magari 2. questa è una beta, non è ancora. No, gli capi quando esce? Spero che dicano una data. No, esce il 13 ottobre. No. Però il Game Pass si può provare, lo possiamo provare. Con piacere, Lo possiamo provare. Però ok. Kepler. Che cos'è questa? Rocket League 2. Questo è per Francesco Robottoni. No, però a lui piace portare. Vabbè, quello ti piacciono i robottoni. Ma anche c'aveva un appartamento sopra, tutto un edificio. Questo però già si era visto.
Tancred. Non me lo ricordo questo. 25 gennaio del 2027. 5 palle pesce. Ok, che c'entra Battletoads? You'll have to fully immerse yourself within them. Be courageous and cunning. Does your puzzle have a stupid name too? You'll be introduced to friends Sicuro? and foes. You just won tickets to my show! Wolves? Wolves in the den? You'll need to become resourceful. I don't know what your strategy Ok, Chissà che cazzo. ok. These stories will test you. And once fully Cucinetto di Edis, sì. interpretations, you'll be ready. Questo si chiama Stradivare. Ah no, mo cazzo. Murals Pensavo Stradivare. 2027, ok. Infatti, mo per il momento c'ho ancora Hades 2 perché il primo riuscì a finire, ma a riprenderlo in mano è un pochettino difficile. Però questo l'anno prossimo. They just said, hey, here's this evil long-haired nerd. You're gonna show you. Era uscito Francesco. Ecco, è lui, è lui, è lui. Io aspetto sempre un bel gioco su mobile su Hitcooker, ma tanto non lo faranno mai dire mai. Nella vita effettivamente Piero Di non si può mai dire, però Sir, se ci sei ancora tu, che stai facendo che stai lavorando ancora l'albergo ha nell'albergo? preso fuoco. Ti hanno magari. cacciato, ti hanno rapito gli alieni. Che cazzo è successo? Civilizations? No, vi prego, questo no. Questa è la pagina nuova ufficiale. Abbiamo cambiato provider, abbiamo cambiato hosting, abbiamo cambiato pagina e ci stiamo facendo tutto noi dalla A alla Z. Il posto fisso non si lascia, bravo sir. Bravo cazzo. Humankind 2. Cazzo. Those are some Questo è la seconda, credo. Primo non l'ho potuto provare per mancanza di tempo. Dannato lavoro. Però anche un po' meno, Si fa un po' troppo forte rispetto a questi. Signori, non vedo la difficoltà. Mi scusi, Però va bene, ti farò saltare qualche test. Bravo sir. ma Bravo. noi pensavamo che in questo tempo tu già l'avessi fatta saltare. È sparito il ventilatore. Come è sparito il ventilatore? In che senso, sir? È Ma scomparso un in questo ventilatore. periodo qua non si gioca con i ventilatori, non scherziamo. Ma c'è un drago. Lo stile grafico è molto, molto carino. Particolare. Signor Drago? Il gigante e il drago. No, stamattina l'ho portato nella vecchia ed è giunto arrivato a salire a Controllo subito in tutte le stanze. Chi si è Ok. fottuto il ventilatore? God of War. Spari col draghetto. Loro sono i nuovi Jack and Dexter. Ma lo sai che questo... Elta, The Fire Gods. Questo è un You know what's crazy no? about that trailer? Ok. Wait, I said, look, Grandpa, what was my mic? You never talk about it much. Salve. Complicated. Impossible. This was your mother's secret. What? Wow. Maybe we should see what's inside. Gioco in due. Gioco in due. Can we start changing ages? Sì, Gianmarco, gioco in due. Ci sono vari personaggi, varie abilità e so puzzle e combattimento. Ah, va benissimo. Questo oggi lo teniamo d'occhio. Va bene. Non è split fiction, però potremmo divertirci comunque. Is there any chance È stato messo in condizione vicino al banco della ragazza, ma anche per il ventilatore se no cade. Vabbè. È stato messo da qualche settimana. Vabbè, se meglio di niente, però sto ventilatore deve uscire. Non è possibile che sparisce un ventilatore. Quindi tua mamma ti canta... Ehi, capo. Animo Ancora e basta.
Io voglio sperare che questo sia bello difficile e impegnativo. Devo trovare il momento adatto per iniziarmelo, si metterla e si gioca. Save this world. A rude entity? Really? How about a little game? Greetings, Oni Warrior. As for you, I suppose. Sì, noi due siamo fatti per conoscerci un attimino meglio. Ci dobbiamo un attimo trovare, ci dobbiamo un tempo e un modo per giocarci, ma The time has come for the finale. anzi io pure il prossimo Resident Evil e va bene così. Times as I like. You need some more time in hell. Tipo, comunque. You don't belong in this world. È completamente diverso dal Sì. primo. Però cazzo, ehi, c'è una Addirittura. demo, è uscita una demo, io me la sono persa. No, sì, era uscita oggi, già un bel po' di tempo fa. Io devo tornare a giocare, posso lavorare di meno e giocare di più? Avendo gli stessi soldi? No, allora non ce l'ho fatta. Allora io domani devo trovare il 4 settembre. E c'è anche Silent Hill. Però, dato che esce tra Antani. tipo 10 giorni, un altro trailer. Ma è pubblicità, cioè ma il Gamescom si deve È pagare. asciutto il gioco. Ci ormai. vogliono. Oh, tu sei un bel Però il Metroidvania. design del tipo. Sì? Sembra un persona. Come ti chiami, giovanotto? C'è anche un cane. Ok, trovi armi. Sì, vai così. Siempre consigue lo que quiere. Tarde o temprano. Vanni? Come si Hit chiama? list. Mariachi Legends. Ok, devi uccidere. Non ho capito. And now's the part of the show where we Ok, c'hai i pasti prima della missione, credo che puoi fare tipo Monster Hunter per potenziarlo. Molto bene. Sì, Molto ma bene. quando inizia la roba seria? Allora, ma sono comunque titoli. Guarda che molti titoli indie presentati qua possono essere pure molto più seri dei titoli presentati dopo. Ma dammi un po' di ciccia però. Allora, Ma le fa tutte lui, le fa! la vita ha portato lui la cosa, le fa lui. Ma tutte le conferenze che esistono le fa solo lui, ma sempre lui. No, è sempre lo stesso circuito, quindi Ma non c'è un assistente, Geoff. è organizza dietro. Guten Abend! Welcome to Gamescom! Bella patata pure tedesco, così, personaggi. Ma non possiamo farla a Napoli una manifestazione del genere. Col presentatore che viene e parla napoletano. Ma oggi sarebbe bellissimo. Viene Kojima a Napoli e parla napoletano. Fatto, è finito. Posso morire pure soddisfatto. It feels great to be back, surrounded by over 5,000 fans at the biggest consumer video game event in the world. This week, more than 350,000 people È grande al mondo perché hai fatto pure le 3. Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. We love you too. Delle braccia alzate comunque, forse perché siamo in Germania, però. No, già, ma sono contenti perché Stanno questo salvando. è un giorno di festa per i videogiocatori. Year after year, this community has made us feel home here in Germany. This is literally our 8th O&L. We're so excited to make amazing crowd. Now, last year's O&L will always hold a very special place in my heart because it was actually the final show of mine that my dad was able to watch. Immediately after the show, I actually canceled all my meetings for Gamescom, flew back to New York with my dad during the final day. Ah, penso i genitori, il papà, ho capito bene. Mi dispiace, Geo. But from his off the bed, he did watch last year's show. He saw all of you, and he knew how much this stage, this community meant to me. So standing here with you tonight means more than I can really express.
I know you'll be proud that we are back together once again celebrating the creativity, passion of people who make games the biggest form of entertainment in the world. So In questo thank you. periodo mi sono recuperato un po' di film e serie TV prima della visione di Doom del 17 dicembre. Tonight, I carry Quindi forse torniamo tutti un pochettino felici, eh? Grateful for all of you to welcome me to be back. Disney sei ancora appesa qua, non sei ancora qua, devi ancora recuperare. Vediamo. On one level, that's exciting, but on another, it's kind of scary. It feels like this is a week we don't see headlines about layoffs or studio closures. And on top of that, the large electronic storage and memory prices means that acquiring game hardware is more expensive than it's ever been. But in spite of all that, developers around the world are pushing forward to build new games. Big teams, small indie teams, Ma and sono un po' anche così, iniziamo un pochettino alzando i Il coglioni. discorso iniziale, il Ho discorso capito, iniziale ma lo tanto non sentiamo. sento niente. China, and Korea, and more. So what can you expect on these screens behind me? Well, how about brand new information on Final Fantasy VII Revelation, Ma faccia tu, introduced cazzo. by game director Yoshi Hamaguchi. Ah, ok. Metro 2039 from 4A Facci tu, cazzo. Ukraine. Rayman Legends of Soul, the Xbox console exclusive Gears of War E-Day. Annihilation, Quello mi interessa. in-game footage of Warlock, Dungeons and Dragons, the Wizards of the Coast. And yeah, later in the show, we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion, the 2015's Game of the Year winner. Ah, The Witcher, l'espansione nuova, sì. Vabbè. No, per lui, ma se ne sono pienamente accorti, dato che la maggior parte dei loro contenuti è andato a merda e hanno cancellato una marea di cose. Però le ultime cosine, facciamo Loki, mettiamoci una parte dei Fantastici 4. Giochiamo facile con Spider-Man che tanto ci fa incassare comunque. No, vediamo. No, c'è una soluzione, Doomsday, Secret Wars, Reset e quant'altro. Ho letto la notizia oggi che rispetto a anni fa dove disse puntiamo sulle serie TV e quant'altro, mo si stanno completamente togliendo da mezzo per serie. Chissà perché, non è il problema fare serie TV collegate all'MCU, è fare serie buone e non serie di merda, quello è il problema. Bello, Ma questo forse il gioco di D&D là, forse questo è Wizard. Che poi con queste cose qua. Che è successo qua? Oyoverse. Sembra tutto fuorché una roba di Oyoverse. Ha cambiato completamente stile e quant'altro, ma ci piace. Guarda, se mi avete, vi prego, non però con la formula. No, è free to play questa, 90 per piacere, facendo un gioco. Ecco, la bambina minorenne. Sono stupito comunque. No, ma a me sai come stava venendo a pezzare? Ok, un po' Monster Hunter. Ha cambiato il combat system, l'ha fatto più alla moda, la butto così, Souls-like Monster Hunteresco. Ma la collo così. Questo se lo fai free to play, perché niente si può dire che i giochi comunque non vengono supportati e aggiungono cose di condizione. Sì, però aspetta. No, ma chi se potesse essere proprio un Perché gioco a questo pagamento, invece, se esce full faccio così, se è free to play una prova ma la si fa proprio con piacere. ci vedo troppi boss contro. No, ma per piacere. Tutti morti. Sì, Baldur's Gate 3. Prima o poi ci riproveranno per Luigi. Prima o poi. Penso di sì. Che cos'è? È il coso di Monster Hunter. È un Monster Hunter Royals.
Un giretto si fa, questo Questo è un giretto si mostrare fa. Peppino, questo. Allora, Sì, ma Nodus Full. troppo incazzato. Allora, capiamo un secondo. Ci dici qualcosa in più? Ah, sentiamo che dici, beh. Impressive. That was the announcement of Notice Fall from Hoyoverse, an original co-op action game in which players take on the role of a weaver and step into a world where divine Oh, action game, bellissimo mostro. Sì, ma, bisogna capire un attimino un bel po' di cose, però c'è una bella impostazione. Alla fine i giochi Hoyoverse li ho provati tutti al demo e poi per mancanza di tempo non... però fatto da loro così. Sono contento che hanno tolto quella cazzo di vena da waifu anime e abbiamo fatto altro. Un cazzo di graficone non indifferente. Ecco, ogni volta cazzo di tettone anime e rotto pure 3/4 di palle. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shocks. Sì, salve. Ah, Shocks. Salve. Milfing. No, allora, quello è più una cosa che si deve cercare negli indie. Tu vai negli indie, trovi e si trova tutto di più, di tutto e di più. Ma qua è il palco principale, qua arrivano quelli che hanno dato i soldi per lo sponsor e quant'altro. Hoyoverse gioca sul sicuro. Rainbow Six Tactics. Non ho capito. Nuovo Rainbow Six? Come era, diciamo, originalmente. Oh, sì. Ok, non penso, forse non so che sia poco, però questo. No. Sì, questo per... questo sì. Si è arrabbato qui, Devo farmi dire dal dottor Mercury PG e quant'altro. The people behind this, I've seen them before, and they must be planning something bigger. Qui purtroppo chi ci mette i giochi gioca sul sicuro. We've contacted Rainbow's former operators. Sì, sono tutti gli operatori di Rainbow. Sì, questo io me lo gioco proprio con tanto piacere. Allora, non c'è maestro con la telecamera, succede il bordello, eh. Increased activity across all channels. Want us to put out more fires? We'll put out more fires. Hanno passato Rainbow così, ma va benissimo, e si è scassato tutto. Va bene, questo 2027 va benissimo, guarda. Fate anche Midnight Suns 2 adesso? No, non lo fanno voi. Dico poco. Purtroppo una cosa interessante, un prodotto interessante, innovativo che coinvolga la Marvel una volta tanto, non sia sempre la stessa Noi cosa. ve l'abbiamo fatto vedere in live solo la prima volta, e che rifarcelo tutto per quanto è pieno quel cazzo di gioco è impossibile. Che ci abbiamo fatto tipo 130 ore, abbiamo fatto del genere. I primi esperimenti di live mandavo i video a Gianmarco di quanto avevo giocato e fatto quel giorno per non farmi perdere tempo. Sera finivamo alle 2 di notte. Mamma mia. Sempre 5-6 ore di run a sera fisso tutte le sere. Che lo comprammo in occasione dell'uscita del DLC di Deadpool, non lo sapevamo e ci siamo ritrovati Deadpool nel gioco. Poi sorvoleremo sul fatto che tu eri un avido bastardo e ci facevi perdere almeno 30 minuti in più a missione. Perché mi piaceva e aumentavo sempre il livello di difficoltà, Non era mi devo per divertire. era perché tu non ragioni, che è diverso. Capita, Gianmarco. Certo, dottor Mercury sta aiutando a Blue Prince. Ah! Benissimo. Tu lo sai, è vero, questo gioco non lo vediamo, ma perché dici così? Dottore, questo è da... ci vuole tempo. Dottor Mercury, ci vuole tempo. Sì. Vabbè, allora, continuo un po', poi vedo.
warriors made it through the night. You four belong to me now. Designation, Bravo Squad. No one knows what these things are or where they're coming from. quanti ne so. This is more than an invasion. It's a fucking war. The reports are still coming in, but whatever this is, it's happening all over the city. Actual monsters are coming out of the ground and ripping my people apart. And those are my gears out there holding the line. Ma non conosco la lore di Gear. How do we hold a line? Però sti nemici, ma non so, sono sempre i soliti, la razza. No, pure io lo so. Pare sempre che fanno l'attacco finale, cioè, e poi Non mi ha tornano mai sempre al appassionato principio. la saga di Gears, per quanto ne rispetti ovviamente la fama. Capisco che possa piacere, ma non mi ha mai interessato. People we love die. We're the ones that keep fighting. Give him hell, Phoenix. That's the plan. Come and get some, you goddamn scrubs! There'll be no support. If you fall, we all do. We do this together. Io non li ho mai giocati, però so un pochettino che cos'è Gears of Vabbè, War. concetto Questo è non- Gears of War, sì. Penso che i fan siano contenti. Ma faccia tu cazzo. Ah, esce il 6 ottobre, fresco. Ed è in esclusivo. Vabbè, ci sta. E va bene che non è sul Game Pass e va fatto pagare. No, no, questo no. No, 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 lui no. Per no. 2 settimane sono riuscito a giocarci. Se quello o l'altro, tanto sono tutti quanti uguali. Quello alla là fine. che ti faceva i poteri di Venom, lo zio, no. As a member of the ACDC. Tonight Non è quello che ho provato. Qual è che provai No, sì, ultimamente? questo è quel miscuglio di roba, GTA, misto Spider-Man, misto cazzi. Ah no, ok, allora è un altro che ho provato io. No, lui no. Questo è quello che vorrei ancora Puoi provare. skippare. No, fai, cioè, ma a questo punto siamo No, qua, facciamoci due risate. No, ma che... Ecco che Luigi, loro stanno rischiando. Perché mettere una cosa in un gioco? Ma mettiamo tutto dentro e chi si è visto si è visto. Oh, it's a Nata! Let's go! We're about to make our mark at the ACD. ACD? Did they really just go belly up? I say you go. Ah, questo sai che cos'è? Immaginati di star vedendo un anime, come ti ho fatto vedere anche io a volte. Io ti ho spiegato una cosa. Ci sono i cosiddetti anime one shot. Fanno 12 puntate o 10. Poi non si scompaiono perché nessuno li ha cagati. Questo è uno di quelli. Ma ti devo dire, nel complesso, Mhm. i movimenti, Sì. cioè, Sì. da vedere è bello. Su sta Sai cosa che è qua, un classico gioco animato alla Oyo verso anche quelli di Sword Art Online. se si ormai. sono impegnati come hanno fatto le tette a lei, Sì. nel fare anche tutto il complesso, No, ma come guardiamo il gameplay gameplay. e quant'altro. Guardiamo il gameplay, certo, vediamo un po' di gameplay, dai. Va bene fare le cutscene belle, però fai vedere pure il titolo, che uno Ma poi no. gioca al titolo, no? Le Fecero cutscene. vedere quel bel gameplay la prima volta. Sì, ok. Già uno che sta in piedi sull'ala di un aereo mi fa scendere il giudizio di qualsiasi Ma cosa lui è il oltre protagonista dell'anime, lui è vedi? il super king della situazione. Lui può. Vedi? Che c'è di strano? Questo è un po' di gameplay. Saints Row misto a un anime, mentre vanno con i veicoli, alla fine qua tutto a posto, statue di pietra che si muovono, un po' di skateboard, razzo. Due città, attenzione, colpo di scena. Only those who pass our trials might witness the legend. Can you take it? You bet. I've dragged entire subway. Abbiamo questa bella ironia anime dove lui viene scotoliato. Sta per moto. Bene. Sta. Campo di grano che non è né una rosa né un tulipano. Ci sono i bimbi che cantano, Un po' di c'è la neve, si cade giù. 15 gennaio 2027. Ah, aspetta, è la ragnatela di Spider-Man l'abbiamo tolta. Quella si sblocca più avanti.
Ah, sai degli alieni? Certo, Perché no? certo. Free to play, 15 Bello, gennaio. bello. Io questo una pro li ho provati No, bello. tutti. Bello, bello. Anche così, 2 alla volta. Cioè, provo pure lui. Bellissimo, veramente bello. Allora, signorina, con tutto il rispetto, ma Anna Purna con Silent Hill. Silent Hill, sì. gameplay? Questo se ci riusciamo al day one vorrei portarlo. Sembra Maccio Capatonda se lo vedevi un attimino così. Dai che sta tornando il brand di Silent Hill, dai per piacere, fai che sia un titolo buono per piacere. Terrio Queen. Cazzo. C'è anche Kezia Barrows. Welcome to Derry. Lui chi era in Welcome to Derry? Questa cosa è grossa e sputa corpi giornata. Il 24 settembre. Ah, no, si esce proprio in un mese. Sì, sì. Se non adesso allora voglio lo prendere come protagonista. Cioè, almeno No, già- ripeto ad Ananta. con quel setting e per come era quel gioco, fai un bel gioco di Lupin così. A posto. Magari per togliamo tutte le puttanate free. No, dico proprio full, no free to play. Bello full, bello Magari pieno. con una grafica da hentai, possibilmente. No, grafica da Lupin. Quindi dobbiamo cambiare proprio il gioco, praticamente. Cambi la grafica. Un attimino Tante lo cose. stile grafico, eccetera, però dico una bella avventura su Lupin fatta in terza persona, finora nessuno l'ha mai fatta. Usciranno alcuni giochi su PlayStation 2 se non mi ricordo male. Questo però è Luciano 3. No, è Resonance. Sì, beh, Luciano. Tradotto. Ah, in 2 Esce giorni. tra 2 giorni. Gioca. Ah, questo lo vedemmo. Mi pare. Sembrava di averla già vista una cosa consacrata. Ma c'è quello! Quellone, buonasera. Pirati? Questo sì, era già c'era visto qualcosa di questo l'altra volta. Pirato Mistico Simulator? Due. 23. Ok. Ma veramente tu c'hai un po' di tutto, perdonami. C'hai action in terzo, combattimento a turni, battaglia sulle navi. Non ci vuoi far vedere pure simulazioni? Che maratona è risolto? Credo di sì. No. No, ma perché? No, ma penso che qua sparavano di tutto e di più se sarebbe successa una cosa del genere. Su tutti i giornali. Questo è coso, questo è Crimson Desert. Espansione? Enhanced. Ci vuole giocare, ma sulla 4 normale non andiamo d'accordo. Va bene. Even if the end is written, I will walk the full length of this path. Poi l'abbiamo completato, anzi completato è un parolone. Stiamo completando e ci siamo aperti il sito da noi. Abbiamo fatto questo tutta l'estate. Poi chi partiva, chi tornava, chi andava fuori, chi casinava, ma
siamo riusciti a tornare. Alright, next let's step into the world of Tied to the Ah, Annihilation. questo mi interessava, Fantasy action adventure game by Chinese studio Eclipse Flow Games. Set Sir, in qua modern-day mi dà London and tutto medieval verde. Avalon, Ragazzi, you play diteci anche Leonard, voi. the lone survival of an otherworldly invasion who can summon spectral forms of the Knights of the Round Table. Fascetto Tonight, cazzo. Brand questo già lo vedemmo, questa era la mia reveals the new scelta. voice of Gwendolyn, Angela Albano, who recently played Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. La coppia di figli di Grace. Questo era interessante. You have decided. Tell me the truth. Cazzo. Abbiato Joe. Lei dovrebbe stare in Elden Ring, aspetta, oggi. It is Taryn. Arthur was the only one who could control the Force. Until you. Until me. I know not why you possess his powers. But if you wish to recover. Ma pensa tu domani mattina ti svegli, trovi tutto scassato, rotto, distrutto davanti a te, appare lei e ti dice Gianmarco, vai e distruggi tutti i demoni. Mamma mia, bel corro. Vabbè, calpestami prima e poi corro. Guinevere. Come allenamento, diciamo. Vabbè. Ha fatto vedere qualcosina di interessante nel pre-show e sta facendo già vedere qualcosina Ecco, fanno tanto tutto. interessante. Noto già un eccellente frame rate ballerino. C'erano dei frame proprio che non sono proprio arrivati nel video. Spero che il gioco non esca quest'anno, per piacere. Stellar Blade girava anche molto bene, per piacere, facciamo girare bene anche questo, che me lo vorrei prendere il day one magari. Se è proprio quella merda che piace a me, Sì. sta roba con le fregnone devastanti, un po' Stellar Blade. Va bene, zitti Ok. e muti non esce Beh. quest'anno, va bene così. Va bene così. Allora, andiamo avanti. Alessandro Durando, sì. Non penso. Death is working on it. Non so. Allora, ma si aprono le palle. Sì. In senso positivo. Che cazzo vi siete bevuti prima di immaginare sto gioco? Soprattutto. Fatecelo sapere anche a noi perché i risultati sono No, sono interessanti. minchia. Palle, Di palle. Loff, è una loff, lo sì. È una loff. Dopo ti wishlisto. Ma complimenti. What a beautiful favorite book with the new game playing. C'è Mega Man. Sì. No, beh. No, è il dottor Willow quello, mi sa. Ma che cazzo ti sei inventata, mo? Forse Francesco potrebbe essere contento. Che cazzo era nuovo? È proprio nuovo. Ma è un mega Sei mega proprio nuovo. No usato. Sei proprio nuovo. Non lo so. Io credo che sia nuovo, La base principale, no X, no 0, no ZL, non serve Chi è sta cosa? Twinkle Girl. Twinkle Girl. Ok, sono i nemici.
Questa cosa mo. Dopo tanti anni ha avuto qualche buon potenziamento. Dai, dillo. Anche Robert. Ottoman, Dual Override 2027. cazzo. Questo sulla Switch Che 2 cazzo. la morte in pragmata. Vabbè, Ragazzi, giocatevi pragmata. a Little cazzo. something extra. Ma io già l'ho finito pragmata. Another legendary gaming hero, one without limbs, Rayman. No, Celebrating his 30th Sì, è un nuovo Mega Man, ma ha fatto anche bello stilisticamente e minchia. Now brought to life with stunning 3D visual, new story content, and all Ok, the different Rayman. io faccelo vedere, faccelo toccare. Eccolo qua. Ah, con questo. Scopre solo che Ubisoft se ci mette le cose buone le tira fuori, guarda un po'. Se il bitrate ce l'ho stabile, non mi sta segnalando. Vado a riavviare un attimo la live. E maccaroni, ma di che stiamo parlando? October 1st, Rayman. Ma fa che sei aggiustato Ubisoft e ha cambiato un attimo le cose. Sì, ma se vogliono farci tornare così, sì, perché sembra divertente. Un videogioco alla base quello deve far divertire. Non deve avere i pipponi politici o quant'altro dietro. È un videogioco, non videopolitica o quant'altro. Questo lo fa. Ma poi, come diceva Pierluigi, ci vorrebbe anche non fare sempre l'80° Rayman, fare l'80°, ma innovare e fare qualcosa di nuovo. Basta fare una cosa, giochi belli e nuovi. Ecco, vinciamo tutti. Alan Wake. Cioè, ma questo è Alan Wake. C'ha proprio l'aspetto di Alan Wake. Io ho 80 reti disponibili. Che è successo? Stadia. Ma era finito il periodo del Battle Royale. Sono tornati. Ah, oggi sai qual è la novità? La squadra non è a 4, è a 3. No, Attenzione. Pazzesco, cazzo, non fa nessuno. È di diverso rispetto agli altri, a parte uno stile particolare e simpatico. Esagerato e all'estremo. E va bene così. Le tette pure ce le hai, va bene. C'hai i porcelli. C'è le bambole che esplodono, le frigne. I doggy, vabbè, c'è. Non si può dire che non abbia un suo stile. Ma è player unknown con una cosa nuova. Come fa? No, è un sottopappo. Making strange worlds. Make a friend who'd work for you. And build your dream home together. You've changed, but that's okay. Once human, jump in today. Attenzione, attenzione, control. Ci completiamo pure Alan Wake, così siamo belli pronti e ci arriviamo giusto. Questa roba mo.
Ti fai che va... No, aspetta, tu non sei da solo, tu sei con una... eri con una persona. Quindi se appari tu, appare pure lui. Hai- Soltanto un mese. Mesetto deve passare. Attualmente è Dylan PG più forte della saga. Sì, 24 settembre. Tu sei Quando di mando il Eddie. caghetta, Ah no, tu sei Dusk of Dawn Blood Walker. of Dawn Walker. A Blood of Dawn Walker. Gioco che tra l'altro non girerà a 60 fps su nessuna console. Quando è uscito sta? 2 giorni fa. Ieri hanno fatto il comunicato, no, comunque al lancio esce una patch che vi assicuriamo punterà No, ma siamo nel 2026, quasi 2027. Ma porca la puttana, ancora queste cose. Qualcuno ha detto modello Gotham Knights. Ma porca la puttana. Ma poi non concepisco come un gioco del genere non debba andare a 60. Non sapete sviluppare. No, è già perché mo si sta iniziando a sfruttare il potenziale, tra virgolette, dei motori grafici e le console non ce le fanno già, non ce la fanno. Non ha nessun tipo di upgrade grafico che potresti dire. Però che con tutti i mezzi attuali dei motori per riuscire ad arrivare almeno ai 70 stabili, dico fissi stabili, e non ce l'avete lavorate, e guarda caso la patch è stato tolto il valore limite, l'ho messo così. Ah, Ciro. Quest'anno si esce fuori 2 settimane prima dell'uscita, vabbè. Non credo, sinceramente. Col cuore ci vorrei essere, ma con la presenza penso di no. Aspetta. Allora, per dovere di cronaca, noi lo dobbiamo guardare. Tu guardalo, poi mi fai sapere. Ok. Guarda, come quando dissi che quello identico a questo sul Signore degli Anelli ci ho passato proprio i pomeriggi. Questo è la stessa cosa, ma no. Sir, io non posso prendere ferie inutili per un Lucca Comics con tutto il bene che non vado al comico, non vengo a Lucca Comics. Allora, Sir, c'è una soluzione. Noi apriamo il negozio diventa famoso. Non dobbiamo più lavorare e veniamo a Lucca. Ecco la soluzione. Non mi ha mai preso il trono di Spagna, mai, non sono per inutile. No, per me sì, Sir, purtroppo, perché non me ne fotte un cazzo il Lucca Comics, ho tutto il bene. Allora, tu... C'è una mia amica che tutti gli anni mi dice quest'anno vieni. Una volta ci devo andare. Sta per giù. Ti vogliono uccidere. Posto allegro, diciamo. Sì, Doom, però insomma è tipo. Non mi hai mai detto che era dai. È un Pure simpatico questo qua, eh. Dust Origins. C'è una data? A new age begins, but the old shadows. Sono tutti i computer. Fermi, si è rotto tutto. Si è tolta la corrente.
Initializing reality. Loading a 233,000 square meter grid. Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 Complicata pazzesca con Sputinovic. Non riesco a capire. GTA. Breaking the barrier Giorni between manca. dreams and reality. Ah, Heartbeat restored. Synchronization complete. Io la mi ricordava Twitch, però non riuscivo a GTA, non può essere qualcosa di Twitch. E invece, esatto, è Cita 6 quello, è lui. no, noi il 27 sera per le 22 ci troviamo qua. Cerchiamo di capire un attimo la situazione e commentiamo il trailer di GTA. Se qualcuno l'ha fatto vedere su Twitch lo mostriamo anche noi, perché non siamo gli ultimi degli stronzi. No ragazzi, chi ha Netflix entra, creiamo il link su tutte le parti e ce lo vediamo almeno il 27 sera, così, e poi il giorno dopo lo guardiamo in live e ce lo commentiamo un attimo. Pure questo comunque l'ha fatto Wizard of the Coast, questo qua deve uscire, quindi sempre da creatori di D&D. Soldiers, smugglers, mercs, crawlers, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she belongs to the adventure. Sir, GTA dici che viene rimandato? Però il capitalismo con 19,99 euro al mese. Basta aspettare le 6 di mattina, un paio di ore dopo, e il video sarà su YouTube. Sir, non credo che questo farà rimandare il gioco, pur volendo, nonostante Rick. Mo è il periodo, sì, tutti action RPG alla fine. Ho perso totalmente interesse a Wizard of the Coast. Ma tipo proprio zero adesso. Fatemi vedere il cazzo di Warlock, va, Quindi se va però a tema spaziale. You local to Persepolis? Or from somewhere else? Io sono Bruce. You have a most impressive reputation. We were surprised to hear that you accepted the permanent Sei il nuovo Mass Effect, no? No. I'm responsible for this world, and you put it in danger for your own selfish reasons. L'impostazione non... You've been away for a long time. From your planet? From your people? I miss ocean. Safety. Home. Penso che sia 7.4 Exodus. Vabbè. Di 87 anni per tornare a casa un pochettino. È un gioco lungo. Sì. But we must always have hope. Ok. Possiamo far vedere il gioco interessante adesso, grazie. Aspettiamo che esce e poi vediamo che si dice. Sì, quindi il 7 aprile. Eccolo. A posto. Milfing? Sei Milfing? È la, sì, è la contessa Dimitrescu. I'm so excited to be here. Calpestami. Sì, Calpestami. anche ripetute volte. E altre ripetute volte dopo. For Khatri, Green Goblin. warrior on a personal quest
That pact is made with Tasha, an Ah, è proprio da manuale, bello. veteran I have the pleasure of playing. Bello, tu tocchi Tasha, GG. But power always comes at Sì, la via del Warlock è Tonight, we're costosa. revealing gameplay for the first time. Ma no, fammi vedere, ti prego, fa che non sia una merda. Explores the world of Darkon. This is Warlock. Let's take a look. Sposta di Mifona, fammi vedere. Allora, Alfa, è un alfa, ok, va attenzione. bene. Mettiamo le mani avanti. Va Ecco, bene, onesta. Onesta. Salve. Elfi. Credo sia personalizzabile il personaggio. You still think this is your quest? I have seen your heart's desire. Dull and defiant. And mine. Picchiatemi a turno. Tu e quella. Dai i poteri. Fatto il fatto. Ah, bello, col tatu nell'occhio lei, ok. Gameplay. Open your eye and see what I see, Warlock. Find raw magic. Questo è un alfa. Ok, va bene. Va bene. Questo dovrebbe essere passo velato. Is your interest here, or is it your patron's interest that guides us? My curiosity is my own. Dai, fai un po' di combattimento, dai. Ci manca solo quello. Comunque, per essere un alfa, Complimenti. diciamo il progetto di base è già discretamente buono. Fatto aggancio d'ombra. Zappe dei cinesi. We are getting closer. Yes. Closer to what? Salto potenziato con jump. Scared, watch out. I see it. E qua giustamente Alfa. Però, contestualmente, insieme, sì. Questo è scambio di verde. Bello, 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 bello. Bello, molto che cazzo questo. ok. Ah, e poi anche, ok, quindi non sei loccato nelle stanze, sembrerebbe. Puoi evitare i fight. Questo oggi è Eldritch Blast, il trucchetto più forte di D&D. Il fatto che appare e scompare. What is it you see? Raw magic. A means to an end. Ma un po' di crafting. Devi trovarti gli ingredienti, giustamente. È il rituale del sangue. Weather? Sì. Vediamo, meno che non è qualcosa tipo potere elettrico. Ok. Devo capire questo fatto qua di cosa ha fatto per cambiare poteri. Sì, lo zia ha fatto skill temporanea per far venire a piove e poi fulmini per potenziare il danno. Rituale. Però come penso, vabbè, poi me lo devo studiare quando Allora, comunque sei molto interessante. No, questo è proprio che lo gioco io lo sapevo. Non so devi che se mi poteva piacere. È un alfa e sta girando. Minchia.
è spoglio al momento, quindi immagino ci sarà più roba a schermo a un certo No, punto. già come ambientazione, devo dire la verità, bella. Ci saranno però se No, va inizia, bene. poi la casetta, una cosa là, questo No, non è no. difficile da gestire. Ok, puoi fare, già vedo una bella varietà di mosse comunque. È bello vivo come gioco, sembra. Sì, ma però. Ah, mi sono bot, doppia bot. Faccio in casa per voi. Esce proprio. Ah, sì, Passo, sì. vado. No, ma ci stanno tutte, cioè, no. L'ho fatto ad hoc. Adesso mi devo studiare tutte le spell. Tu puoi essere bello divertente. Questo è il... ma come si chiama? Braccia di Adar, forse era? I tentacoli? Assorbe l'energia. Va benissimo. L'anno prossimo, Va bene. Va Vabbè, bene. per essere un alfa va Va pure bene. amore. Va molto bene. Of a Burns Colotheria this time. Oh, Smolder, bonsoir. Buonasera Smolderone. Va benissimo così, Gianmarco. No, per il momento mi va bene, è già Vabbè. alfa, già siamo a buon punto, quindi Se tutte le alfa fossero così. più tempo per migliorare il titolo, prendetevelo. Questo no, non l'avevamo visto. No, Silver Serpent. no. Aladdin Cyberpunk. Magic Carpet. Però poi scendi dal tappeto, giustamente. O se ne escono con Aladino e questa è la storia di Aladino fatta Souls-like o è qualcosina che di certo non dispiace dopo l'ennesima ambientazione giapponese e quant'altro. Fare più questo è già una bella variazione. Io vorrei vedere dell'effettuo gameplay. Effettivamente. Two worlds collide as they wage a war of vengeance. Tu prendi i tuoi amici, vai sul tappeto volante e sconfiggi i nemici. Si può giocare magari fino a 3, quindi inizialmente. Porca troia. So listen, heed my words. This story begins with you. Figo. Ok. Vabbè, ragazzi, a casa. Andiamo un attimo in Germania. Chi sei? No, Code Vein 2? Basta. To make the dead sleep. Allora, guardiamo Kingdom Hearts, Gianmarco. Questo non spin-off. Sta merda, senti, pure Kingdom Hearts. Ma roba. Dai che sta per uscire, dai. Non Dai posso Gianmarco. più. Hai avuto quell'attimo, quella cosina particolare di diverso, poi sei uguale a tutti gli altri. L'ambientazione va bene, C'è l'ennesimo gioco. le tette modello ci con sono. Vanezzi. C'è l'ennesimo. Sempre lo stesso gioco. No, questi sono le zinnone col cuore dietro pure, già, ma è la variante. Ma sono guai funzione No, basta. già ma c'hanno il cuore dietro. Ma perché basta? A noi piacciono le tette, penso pure a voi in chat piacciono le tette, no? Allora, però vedersele in ogni singola cosa, in questa salsa, cose, no, ma anche no. Finché presentano sta roba faccio bene a giocarmi Mortal Shell 2.
Cioè, ma Sì, che cazzo di cosa vari, nuova? c'è una cosa un pochettino così. Vuole fare il suo semirealismo con le ambientazioni e poi Allora, come guai sto momento qua dove si è sparato un pochettino più diverso rispetto alle altre cose, che poi dovrebbe essere un Monster Hunter sul telefono. Ok, pensavo di sì. non il mobile, quello là che già c'era, ma proprio un Malseno. Monster Hunter. Non è il malseno. Se piace il culo, però comunque non è che ogni gioco, ogni frame è Zinona, Facciamo gioco, Zinona, gioco, altra Zinona, gioco, e ce la portiamo avanti un pochettino così. Cioè come gioco si deve provare per dire se è buono oppure no, ma come aspetto visivo. C'è pure l'intelligenza artificiale, oramai ce le possiamo fare da soli, quindi di che stiamo parlando? Allora, c'è Metro. Brand University prevents people in the house. Con l'orario dovremmo anche farcela. Metro è sempre stato numero uno nel settore quando si tratta di far sentire wow con la grafica. I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place. Ma anche perché vanno bene e ci piacciono tutte e due, è solo che nei giochi, no? Sto stile grafico qua. Cambiamo. Facciamo qualcosa di nuovo, come diceva pure Pierluigi prima. Uno va bene, ma già il secondo barra terzo che abbiamo visto. Ma no. Sappiamo, le tette stanno bene con tutto, zombie, i samurai, western, ma va bene qualunque cosa. The Spartans were wolves in helmets. But I'm something worse. Quando il tempo di giocarti a te per bene. Ma quando esci? I'm looking for someone. Where is she? Radio. E vabbè, giustamente ma esce GTA, si sono spostati tutti l'anno prossimo. Metro 2039 looks great. Hats off to the team at 4A Games. Okay, now for something completely different. He's performed in the Game Awards. Allora. Tired of sneaking around just a few days. Tired of this damn lighter? Of this rain? Of this life. Tutto. Quando faccio ovunque. More sizzle, less hassle, more high. Okay, cut! Thank you, Cyrus. That's perfect. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog. Una missione nuova per Hitman. Hitman li sta facendo tutti quanti fuori, ma pure Snoop Dogg. I hope you're feeling hungry, 47s. Man, what the fuck kind of funky music? Dal 27 agosto fino al 26 settembre.
di Herbalist, ma non poteva essere altrimenti. Io l'avrei mai detto. Allora, vediamo un po'. NC. Sì. Sembrava un Monster Game all'inizio, però poi mi ha depistato. Sei tu? Basta farci vedere le anteprime sempre in questa arena circolare con sto mostro grosso al centro, perché volete far vedere che fate i mostri grossi. Basta, maronna amici. È il 78esimo che stiamo vedendo. Alien, il 5 ottobre. Alien 2. Allora c'è mezzo corazzato Gianmarco. Bella l'America. E che è successo qua? Hanno rotto i presidenti Gianmarco. No. Ma che sei mezzo, ma Your people through alliances, through faith, but when words fail, might becomes the law. Ancient powers divide this land, and their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel as my servant? Help me restore America, or burn as my foe. nazista, se posso dirlo così con questa faccia arrabbiata e incazzata, eh. Afterworld. Oh, dagli stessi dalla Paradox. Quindi è un Fallout Simulator gestionale. Omori 2. Oh yeah. Ma cazzo di giochi fa? Ma di quante persone è fatto lo studio? Così. Sono tante ormai. Pensate 5, 6 mila, 6, 7 miliardi di persone che hanno fatto tutti questi giochi presenti e porti contemporaneamente. Questo mo è il loro Animal Crossing. Sì. Contento che non abbiano fatto solo giochi collezioni, anzi quest'anno proprio puliti. L'altro si prova e c'hai convinto. Questo pure è simpatico, bellino, niente roba da zozzoni malati. Questo per mio nipote, questo secondo posto. No, tra 2 secondi iniziano ad apparire i demoni, aspetta. Sì, è l'Animal Crossing. Proposto. Sì, è proprio l'Animal Hai Crossing. sentito di quel anime? Quella della Paradox, un'occhiata alla do sperando non floppino male. Quella già sembra un pochettino più particolare. Quell'anime tipo Lesbian in Space. No, Non l'hai sentito? no. Side by side. Vabbè. Domani mi metto a cercare sta No, cosa lo su zio, tu internet. proprio che sei proprio un fan tu. Oh, Eugenics. Cat-free simulation. Che noi abbiamo ancora in sospeso.
Noi dovrebbe abbiamo essere ancora il concerto. comedy style, and yet it's music. And tonight, we've got the first ever live performance. Sì, falla un po' di Oh, musica. buonanotte quello. Quello è buonanotte. Ridiculon performing Guillotine. No. Meine Damen und Herren, während dieser Live-Übertragung kamen keine Era quella. Ok, ne abbiamo battuto. Copyright ci fotte. Quello domani non la 12 ore, ma forse portiamo Big Walking Live. Il 27 vediamo GTA e nei prossimi giorni iniziamo una serie nuova io e Gianmarco. Big Walk per caso con ospite. Big Walk anche con ospiti a sorpresa. Io penso che domani bestemmierò in live. Sentirete proprio bestemmiare pesante. Io nella foresta con Gianmarco e Francesco. Benissimo. Li butto giù adesso, domani. Vabbè. No, stiamo tornando col canale, ma mettiamo pure altre cose, un po' alla volta. Ce la faremo. Dai, quello non ti preoccupare, va a riposare, ci vediamo in questi giorni. Ti dico solo che tutti i fandom di tutti i prodotti anime del mondo si sono devastare e si stanno tipo il meme con Sanji Woo, Goku, Naruto e Koso che si stringono la mano per andare a combattere questo enorme Io nella mia routine ho di andare a controllare qualche video su YouTube, qualche sito dove prendo qualche informazione. Nell'ultimo periodo, per tranquillità col lavoro e le cose che dovevo terminare pure del negozio, mi sono fatti i cazzi miei. Però da come sto capendo devo andare a cercare questa cosa domani. Vabbè. Guarda, zio. Come Sono stare contento tranquilli. che questa cosa non l'avevi ancora sentita, sono molto contento perché ora faccio vedere la reaction. Vabbè, dovremmo vederla questa cosa, lo sai, vero? Perché dovremmo giudicare. Ma già dal titolo, che poi nel titolo c'è lesbian. Sì, ma il titolo di un hentai porno. Più che giudicare, No, si dice dare un parere. Io giudico anche la produzione, no? Perché se il prodotto poi fa cagare, la produzione però fa comunque cagare. è un tuo parere. Torniamo sempre alla base di tutto quello che è internet oggigiorno. Allora, può essere considerato mio parere per quanto riguarda un giudizio sulla trama, ma se il prodotto è proprio sviluppato male come Fat Music, per esempio, là uno lo là dice proprio proprio... è oggettività. Quindi io voglio vedere, dopo ti mostro di cosa fa. Dai un... bacino della buonanotte, mettiamola così. Ti ringrazio sempre, Gianni. Quello che ho paura anche a cercarlo perché 100% riesco fuori. Qui è con titolo per forza. E infatti mi cercherò la root per forza di questa cosa perché già so che succederà. Allora, è un alien. C'è un'altra volta Marine, quello che abbiamo visto l'altro giorno. No, l'altro giorno su Game Idol Alien ci stava fottendo. C'è anche quello grosso. Semplice, se è un marine spaziale c'hai 50.000 proiettili, tu spari. No, tu spara già. Ma poi questi scioppano. Quello grosso te magna direttamente. Non c'è un Predator. Fireteam Elite 2. Anche su Nintendo. Brava Nintendo Switch 2.
Allora, Gianmarco, questo è uscito, questo è quell'Amsterdam. Ah, Questo io vorrei vedere di prendere, ce lo dobbiamo vedere un pochettino in live. È in accesso anticipato. vabbè. She wanted to protect you from all the evil of this world, even if it meant losing herself. Visto che non riesco ad andare a trovare i miei amici ad Amsterdam, ci andiamo in maniera virtuale. Sei una strega e trovi, possiedi le persone e quant'altro. A force emanated from her, like nothing I'd seen before. Beautiful and terrifying. My greatest ally, and the start of something far worse. Questo qua non mi dire che è l'ennesimo gioco in Giappone? Pazzesco, ci vedo che prego. Ma sono zombie giapponesi, no? No, raga, non fa così. È il cugino di Yakuza. Ma chi sei tu? Michael è l'eroe. Bubba. Ma ci sono tante cose in questo titolo. Vabbè, non c'è un pezzetto di Yakuza. Sì. Sotto Yakuza, sai, like Dragon Ishin. Cioè completamente fottuto di cervello come gioco. Poca gente aspetta. Sei assunto quando esci. Show American Story, no, questo già ce l'ho segnato in playlist, questo qua. Questo già era stato tolto da mezzo. Good Things. Ok, c'ha il traccone. Però rispetto ai soliti stimulator che ho visto così, questo sembra. Forse devi dare in mezzo anche alle intemperie. Sì, c'aveva un aspetto grafico e dei dettagli non indifferenti. Sì, per fare una live guidiamo da qua a là e ci facciamo due risate nel frattempo. Qua da noi puzza di pizza, mandolino e spaghetti. Ognuno puzza in un modo. No, puzza. Odora. Lì puzza di Houston e Crowd. Allora, vediamo un po'. Siete pronti a fare palle e pesce? No, penso che sia questa la canzone. Stage tour. No, penso che sia un chitarrino nuovo. Sì, ma questo è il chitarrino. Random. Perché no? C'erano i tasti, erano quelli di Guitar Hero. Solo che da qualche parte qua in casa. No, è Stage Tour si chiama il titolo. È forse il nuovo brand dei produttori di Guitar Hero? Magari è un prodotto completamente nuovo. Ma è identico, c'ha il stesso design di gioco di Guitar Hero, con i tasti, gli stessi colori. Sì, vabbè, per un gioco musicale comunque lo schema prossimo può essere pure. Ma uguale. Qua in casa c'è da qualche parte una il set di Beatles Rock Band. Sì. Io avevo questo amico, bravissimo ragazzo, aveva una forma di autismo molto particolare, era iper concentrato nelle cose che gli facevano. È un titolo nuovo.
Vedi, lui suonava la chitarra e la batteria di Guitar Hero di spalle, con le mani così, e suonava. Tutto a E memoria. c'è anche il set di strumenti e tutto collegato al gioco, pochissimo, che costerà... oh, magari stanno poco, Cioè, saranno 20 2-3 mila euro, dollari Yen. convertiti in yen. Salve. No, passa. Ah, Crazy il Taxi. Crazy Taxi, sì. C'è il multiplayer, già ma bello, Crazy Taxi multiplayer, sì. Sì, Gianmarco, sì. Cazzo, il primo giorno come comprai la Dreamcast? Sì, è perché ci giocavo molto in sala giochi. Però tu spendi i soldi, ce l'hai a casa, ti fai tutte le cazzo di... Oh, mamma mia. Sì, sì. Brava mamma cieca, brava. Sto con un po' di story mode guida, ma farlo sempre un poco particolare. Poi c'è quant'altro. Sì, sì, due uscite tutto il 2027, ma esce GTA. Però al test provo ad accedere. Dinosauri? E già non può essere Jurassic Park. Non c'era questo di Jurassic Park. No. Ah, Turok, lo sai. Una volta Turok 2, questo però penso sia anche gameplay assolutamente. No, aspetta un attimo, non vorrei che fosse qualche operazione del tipo facciamo il reboot di Turok e lo rifacciamo. Io lo mostrarono, non lo so. Ma ti giuro non me lo ricordo proprio. Già lo presentarono questo, non mi ricordo quale delle ultime conferenze, ma già lo presentarono. È Origins, non mi ricordo come si chiama. Senua, Hellblade Sacrifice. Ha fatto una collab. Tu sei duro. Turok Origins, sì. Non me lo ricordavo proprio, dico la verità. È stato preso una conferenza fa. Va benissimo. Mo c'era un po' di gameplay, fatto poco però. Sei un dogo. Welcome to the other side of the galaxy. Welcome to your first shift. Let's get this done. Remember, every resource gets us one step closer to home. No Man's Sky con gli animali, lo zio. Search option just opened up. Might even help. Il nome, vai sul pianeta, fai un paio di missioni e poi te ne devi tornare. Sembra extraction e cose varie. Questo è Doggo Simulator. È morto il dogo, sì. Ma quando muori ritorni come un peluscino, vabbè. E puoi farti restare. Fingiti morto. No, bellissimo. Dopo ti hanno lasciato indietro. Greyhounds, che si prende sul serio ma gioca molto sul fatto che sono cani. Va benissimo. Ok, in game. Non mi dire che è un manageriale cittadino fatto con i Lego così, perché io sto a posto, è finita. Sì, dimmi di sì. Dimmi di sì, per piacere. Sì, Lego, sì. ma Lego sì. Sì, sì. Lego My City? Lego Sky. Lego Sky. Sì.
Dove si Ma questo è già uscito, sicuro. No, attenzione, era un'altra, no, quella è City Skylines. Ah, era City Skylines, scusa, hai ragione. Lego Skylines a me piace tanto. In Station non ti però, attenzione. Tu sei City qualche espansione, Transport Fever 3. Io non li posso toccare per bene questi giochi perché già ma poi è finita, non lavoro più. Non ci vedo su un altro gioco, Extraction a 3. Magari si spara. Non ci credo. Si spara già, ma ci sono gli alieni a forma di insetto. Credo zio assurdo. C'hai i caschi cazzuti in testa e spari. È così nuovo. Prima ho fatto la battuta, ma se noti il pattern è quello. Stanno presentando tutti questi giochi con squadre da 3. Mentre finora venivano presentati con squadre da 4. Non sembra assolutamente un clone di Helldivers, tra l'altro. No. Ma attenzione, magari il titolo esce, viene curato, viene portato avanti ed è pure divertente, però come presentazione vedersi una conferenza del genere e abbiamo visto 2 tipologie di gioco, se ci pensi alla fine. Altre torrette, altra fuga, altri spari, altri alieni. Exterminatus. Cioè il problema può essere pure divertente, però poi uno lo evita perché già ha visto altre 58.000 cose del genere. Stavo per dire il gioco del gladiatore, no. Non mi dire che sei una specie di diavolo. No, non ci posso credere. No, vabbè, no, questo sì. Non ci credo. Anzi, buono che Diablo e anche qualche altro titolo ha riportato il far uscire, perché non ne stavano uscendo. Sono usciti tipo 3 insieme, lo zio, ormai di questi. Dico, prima dell'ultimo Diablo, mettiamola così. Ma ultimamente, come solito, si esagera e si abusa un attimino di tutto. Il problema è fare letteralmente un'espansione di Diablo con un PG. Però gira, già fa. Gira. Guarda come gira, te l'hanno fatto vedere pure meglio. C'è stata l'enfasi sul giro, ha perso la testa. È Path of Exile, infatti, okay. È l'espansione. È la uno dei... questo è uno dei... Allora, ecco, così è giustificato, a posto. Anche free. È l'espansione della nuova aggiornamento del cibo, io che era uguale, cazzo. A questo punto, visto che lui, va bene. Troppo troppa roba. Il catalogo di mostri sono tutti. Heroes of Might and Magic 3 Remake. Sì. Questo lo conosco anche io nella mia ignoranza. Addirittura il remake del terzo. No, non è nemmeno l'ennesimo. È proprio il terzo remake. Ci sta. Va bene questo sì. Completo proprio di tutto. Heroes will rise. Kingdoms will fall. Questo sì.
hanno portato bene. Raga, questo chi si vuole rigiocare il gioco investe una grafica un po' più nuova. Il gioco con i DLC ovviamente lo metteranno a prezzo pieno. Bisogna vedere un attimo su Steam poi che si dice. Salve. Ciao. Salve, bello, scusate se guarda, vi, sì, sì, anche se vi quello. saltiamo. Diablo 9, Scusateci, GTA 6, scusateci. Va bene, va bene. Bello, Ok. sì. Everything captured in engine. Ok, in sto gioco scemenano. Ci sono i locali. Sei sullo stile di Cyberpunk. E io un giorno prima o poi inizierò e finirò, visto che ce l'ho dal day one. Un pochino esagerato, un po' tanto. Boom. Spaventa il coso che pulisce a terra perché dovremmo scappare. Come on, we can handle one freaking gardener. He's a ghost. Ma devi stare tranquillo con questi piedi, però. Siamo anche fascisti. Non lo. Questa è una bella tamarrata, secondo me. Sì, sì. No, non ci credo. Escape of Demon Trampers. Non penso, Giovanni. Guarda, senti il rap. Senti il rap, senti. C'è l'uomo tigre. No, pazzesco, gioco coi furri. Potevi free to play, che io lo sento un po', vai. Sì. Sento un certo odore. Però possiamo dire che comunque il livello generale di free to play ad oggi è molto più alto rispetto a quello, ma già solo di un paio di anni fa, Salve. Allora, sediamoci. Un momento. Mani piene di sangue, c'è una macchina da scrivere, a noi può Non interessare. facciamo sti factor, non giochiamo con i sentimenti. È presto per il 3. Ancora ci contro tu. 시공간을 찍고 나타난 미지의 함선이 하늘을 덮자 전 세계가 Il coreano. 시간을 건너온 세 명의 사도들은 다가올 절망의 미래를 경고했고 그들이 건네준 인류의 희망은 거대 기업 아니마 그룹의 탐욕에 의해 변질되고 말았다. 사도의 예언대로 검은 물질과 함께 Ha detto Wake Gianmarco. Wake ci sono delle foto. Attenzione. Sembra interessante. Sì, però voglio capire, cioè che survival c'hai i poteri. 우리의 미래에 아직 구원이 남아있을까? Cinder City. Cinder City. Ok. But somehow might have been impossible. Whatever that miracle was, it pushed him away from us. Crombie, do you hear me? Word of caution. Crombie's experiments can be active right now. Delicate stuff. Penso che sia una bella avventura per noi single player, particolare e sfizioso. Per le live questi.
Cioè, particolare e bello forte. What is this? What are you? There are some notes on the whiteboard to guide you to it. Oh no, scimmia. Oh no, essere umano. Okay. You said I assure you there is no mind. Please proceed. No! No! My body! No! Agosto. 26 agosto C'è una live GSTI gli fa vedere un po' di No, gameplay. perché c'era una chiavetta questa è finita già. No, non fare questi giochi anomali. Sta andando indietro. È caduto, ma non è caduto. Torna su. Pony Island. Oh, è Pony Island, ma che cazzo stai dicendo finalmente? Ma io è una vita che ti sto aspettando. Sì, è Pony Island nuovo. È tornato, Mallink è tornato. Sì, Gianmarco, questo. Oh, c'è di tutto dentro. Io vedo che era anomalo, cazzo. Sono varie tipologie di... Gianmarco, questa è una Come bella spicciolo, avventura grossa. Sanguoncio? Quando esci, ti prego, la data a breve, ti prego. Quando, ti prego, per piacere. 27 aprile, oggi. 27 Va aprile. bene, va bene. All'inizio dell'estate ho detto speravo che si vedeva lui. Io quest'estate al momento tutto a posto. È stato un bel po'. Magari facciamo uscire sto gioco. Va bene, Gianmarco. No, esce l'anno È prossimo. bello pieno, c'ha un sacco di cose dentro. Allora, aspetta. Addirittura con la data di uscita. Sì, Bello, sì, bello. sì, sì. Oggi, aspetta. Questo era quello là dei conigli. No, forse no. Un coniglio? No. Poi almeno in cazzetto. Mi aspettavo un'altra cosa, non so che mi aspettavo una roba più tipo di combattimenti antimarziali corpo a corpo piuttosto che questo. Questo è Biomutant 2. Guarda, sarebbe Io bellissimo. me lo giocai tutto Biomutant. Tutto quanto, come ha fatto quasi Così effetto a 50 sorpresa. Boom. Qua, se fosse Biomutant 2 non ne capirei il senso in realtà, però. Ah no, il Zoopunk. Vabbè. This, the hope of the world. Bene. Quello là delle pulizie, lo sì. Sono i giochi che a me rilassano. Beh, là pulisci tutto il campo di minigolf, mettilo a posto, io mi prendo ogni singolo oggetto, pure mi rilasso così, voglio sono particolari. Però qua c'è anche un po' di mistero e quant'altro. E la è una storia comunque, non è solo entra nel livello e fai. Come ti chiami? Perdonami. Mi scusi? Non ci sono fantasmi al grado. Questo per quanto mi piaccia, dobbiamo vedere se Esce anche sul Game Pass. dobbiamo vedere se le canzoni hanno il copyright. Perché senza Magari c'è la canzoni modalità la merda. streamer per... Ma è gioco musicale, da sì. Se poi le copyright, fare Pokémon, vabbè. Se poi le copyright Ma come è il periodo dei nuovi giochi alla Pokémon. Questo già è il terzo, se ci pensi, il secondo, il terzo. C'hanno tutti lo stesso motore, lo zio.
Allora, però sai qual è la cosa? Ecco, ma dobbiamo iniziare a vedere le cose un attimino in positivo. Se persone cacciano stile dei mostri, chiamiamoli così, in un certo modo, magari Game Freak si sveglia e capisce un attimino, quindi è meglio che ci sia un po' di competizione. Ma è giusto che ci sia un po' di competizione, cioè non è che mo Pokémon, con tutto il rispetto, Nintendo, non è che mo Nintendo i soldi ce li ha, Game Freak ce li ha, i mezzi ce l'hanno, si impegnassero e cacciassero titoli in un certo modo. Magari forse si fanno più soldi, chi lo sa. Comunque la muraglia cinese. Sì. Minchia, se è un gioco che si basa tutto, se stai tutto il tempo sulla muraglia cinese, lo sopravvivi sulla muraglia cinese. Bellissimo, lo compro, se è tutto sulla muraglia. Ok. 죽지도 못한 채 얼마나 오래 홀로 떠돌았던가. 아무리 신을 불러도 그들은 끝내 답하지 않았지. 이제 이 윤회를 내 손으로 무너뜨리리라. Magari il grafico un pochettino più Arake. Sì, questo sai qual è la revisione qua? Zinnone con isole sospese nel cielo. C'è la variante. C'è la variante. Allora, giuro, c'è l'anno prossimo No, questo non è no, questo è un altro un altro super. Cioè abbiamo visto, se va bene, 2 o 3 titoli massimo validi su 2 ore di conferenza. Sono tutti allora, aspetta, waifu. Il discorso è proprio quello, ecco, interessanti tra virgolette per noi, perché a qualcuno può pure piacere, però è la varietà di base delle tipologie presentate che va un attimino migliorata, perché veramente se la stessa roba, basta. Bello, sì, grande cazzo. Qui si spara, invece di essere una mappa singola, è una mappa sospesa con varie sezioni e quant'altro. Ok. Può piacere a chi piacciono i giochi shooter. Questo sarà un 3 vs 3, oramai ti ho detto, è tutti 3 contro 3. Poi Gabri, buonasera. Ciao bello. Like or die. Vabbè, vabbè. Eccola, allora. Vabbè, sì, siamo interessati. Quando fate uscire Nomura ogni tanto un po' d'aria, gli date un pochettino così e fate finire Kingdom Hearts 4. Allora, ci puoi far vedere un po' di gameplay? Bello è uscito. Lascia un po' di top system, No, è Luca. Cazzo. Chissà come è iniziato tutto sto casino. Davvero? No. Sì, bravissimo. Sì, Grabi, diciamo ci sono state un paio di cose nel mezzo, però stanno rientrando tutte. Poi è finita l'estate e torniamo alla normalità. Dirsi su Vincent potevate pure fare. Ruby Weapon, Emerald Weapon, l'ultima Weapon. Quello proviene da qua, tu lo ammazzi qua e te lo trovi in Kingdom Hearts 4.
E Zotroll. Poteva essere dove il comando abbastanza così. No, Gabri, non c'è Francesco stasera. Non puoi bannarlo. Domani. Ma comunque sta in chiamata con noi, oggi non lo so. We'll finish this together. Sì. Va Comunque benissimo, bene, no, ti va va bene. benissimo. Poi mi farai sapere Va la storia benissimo. come finisce se Eric Piper è morta. Su tutte le console in contemporanea. Mamma mia. Ah, perché se Allora, siamo alla fine. E non frega una sega Il Geraldo. Io mi vado a fare la pipì nel mentre mi preparo. Il Geraldo. Non so se hai sentito, ma Persona 6 uscirà in copia fisica solo su PlayStation. Cioè, Marco, io non ho letto notizie in questi giorni. Sappilo, esisterà una copia fisica e sarà per PlayStation solo. Tutti muti. Tutti a casa. Vorrà dire che me lo comprerò su PlayStation a In questo copia fisica, così ce l'hai, non è una licenza. Nessuno lo può fare. Ha scritto Gabri, sai cosa dovremmo giocare tutti se magari io ce l'avessi? Big Wolf. Quello domani portiamo, se ci riusciamo un attimo ad organizzare su alcune cose proprio con Francesco. Dovremmo riuscire ad organizzarci. Ce la potremmo fare. Quindi è molto di più di una sola espansione di storia. And Witcher 3.5 3.8 forse che sia la volta buona che lo finisco. No, io non mi sono voluto vedere niente proprio perché lo volevo fare con i ragazzi. Quindi si va proprio. Ah, quindi è The Witcher Wild Hunt Remastered, è un aggiornamento gratuito che esce il 29 settembre, ok. E poi l'anno prossimo c'è l'espansione, ok. Ecco, brava CD Projekt, nonostante sono passati anni, non butti la fanbase. Anzi, in realtà è un'enhanced version di The Witcher 3 più l'espansione, quindi almeno così hanno aggiustato un bel po' di cose. Ah, io di loro, anche perché da quando ho capito The Witcher 4 uscirà tipo nel 2028. Quindi... L'aggiornamento è gratuito ed esce il 29 settembre. Tre giorni esce Capitan Tsubasa. Tu stai proprio tranquillissimo. 600 ore incoming. Ho 2 settimane per fare 600 ore perché poi esce Wolverine. Non so come si può fare. The Witcher Songs of the Past. Questo è il collegamento per il quarto, bello contentissimo per i fan di The Witcher. Poi uno pensava di aver posato The Witcher per sempre e invece allora, va bene. Quindi la fine è questa o c'è qualche altra? Bombettino penso di no. Ma quel bello and one more thing, se lo sono sempre dimenticato. With a lot of brand new game announcements tonight. Sì, lo sappiamo come funziona il Game Awards, cioè, grazie. È finito, è Guarda, finito. assurdo, hanno mandato Game Awards, così. Il tempo passa, Gianmarco, il tempo passa. Sì, lo sapevamo, Pierluigi. Questo qua, mo, la conferenza è finita. I resoconti ce li siamo fatti, un po' di varietà in più per piacere. Ma giusto un po'. Mi sono interessati veramente 2 titoli, massimo 3, proprio in croce. Pony Island 2. Pony Island 2 devastante, Va bene Warlock così. sono molto interessato, e Napoleon pure quel poco in più, se non è proprio così legnoso come si è visto qua, anche se esce fra poco, un'occhiatina la si dà. Ci sarà qualcosa ai Tokyo Game Show, chi lo sa, se no poi se ne parla il 10 dicembre. Almeno alla Gamescom fanno provare le demo dei giochi.
Già, è E già qualcosa. questo è qualcosa. Già è qualcosa. Poi viviamo nell'era di internet e sarebbe possibile distribuire anche non il primo giorno di fiera, ma finita la fiera, fare una cosa online 1, 2, 3 giorni per far provare il tutto anche a chi non è potuto andare in Germania perché Sai non com'è? c'è i soldi. Lo metti 48-72 ore, tanto la demo ce l'hai. Va bene, prima o poi ci arriveranno a queste cose. Uno paga solo il DLC e no, quella è la cosa buona, almeno quella. Almeno così uno può tornare a The Witcher e prepararsi per il 4 a sto punto, che penso sarà direttamente un collegamento a quello. Allora, ragazzoni belli, noi stacchiamo e ce ne andiamo proprio a dormire. Io devo andare a lavoro. Ci vediamo domani o al massimo dopodomani con Big Walk, ma penso che domani... Ah no, domani non ci sono. Quindi dobbiamo fare Quindi domani. o è domani o è domani. Abbiamo una vasta scelta di cose. Ragazzoni belli, buonanotte a domani. Buonanotte a tutti, un bacio.